Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, da Fausto Pozzan, mi affiancherà Gabriele Pellizzaro nel commento. Ciao Gabriele. Ciao, buonasera. È la settima partita del programma di questa seconda giornata dei campionati nazionali di hockey pista finali Under 19. Guadagno, Palalido, 8-11 giugno si affronteranno l'Hockey Veneto Lab Braganza opposta al Forte dei Marmi. Incontro che sarà diretto dal signor Claudio Ferraro, coadiuvato al tavolo dal signor Edoardo Pigatto. Per quanto riguarda le formazioni, il Breganze che schiera un'inedita maglia grigio-arancione. I portieri sono Giulio Battistin con il 19 e Thomas Pavone con il 56, gli esterni Antonio Tagliapietra con il 12, Tommaso Battaglini con il 28, Ettore Barbieri con il 31, Sebastiano Meligio con il 9, Cristian Costenaro con il 99, Davide Grazian con il 15, Giovanni Tagliapietra con il numero 8, Tommaso Volpe che è il capitano con il numero 87. L'allenatore Nestor Perea per quanto riguarda il Forte dei Marmi, la classica tenuta dei colori sociali rosso-blu. I portieri sono Gustavo Giorgi con il 10 e Mattia Taiti con il 35, gli esterni Piercarlo Cacciaguerra con il 57, Tommaso Giovanelli con il 78, Mattia Bicicchi con il 18, Federico Giorgi con il 26, Jacopo Neri con il 7, Brando Del Medico con il 4, Alessio Ambrosio con il 99, Francesco Poletti con il 12, allenatore Andrea Biaggi. Quintino di partenza per Forte dei Marmi, Taiti, Poletti, Giovannelli, Bicicchi e Cacciaguerra per quanto riguarda Braganze. Battistin, Cristian Costenaro, Ettore Barbieri, Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra. Il signor Claudio Ferraro sta verificando che probabilmente il servizio cronometristi sia a posto. Quindi qualche istante di attesa prima di iniziare la partita che è valida per il gruppo B e che nel gruppo B vede la capolista Braganze che ha già vinto i suoi 3 incontri. Quindi Braganze completa il suo programma per quanto riguarda il gruppo di qualificazione di queste finali nazionali. Forte dei Marmi invece terminerà il suo impegno domani mattina. Sì, Braganza che già da ieri abbiamo visto subito verso la strada giusta, vincendo la mattina per 6-4 contro lo Scandiano, poi nella sera ha vinto 5-2 seppur faticando contro il Bassano, e questa mattina l'8-3 ai danni del Giovinazzo, e vedremo perché questa è sicuramente la sfida più attesa del girone tra Breganze e Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che ha vinto al debutto 9-1 nettamente contro il Bassano e poi ha concesso il bis anche contro lo Scandiano. Deve ancora giocare con il Giovinazzo, completerà il programma domani mattina. Quindi questo incontro teoricamente dovrebbe determinare chi vince il girone. Vediamo. Si è partiti, attenzione, ancora problemi di cronometro. Bisogna rettificare. E quindi il signor Claudio Ferraro ferma tutto. Adesso il cronometro è azzerato e è pronto. 20 minuti regolamentari. Si parte. Possesso per Forte dei Marmi. Poletti. Sì, con appunto Forte dei Marmi che ha il primo possesso con Poletti, giro a 3, ora con Bicicchi, ora Cacciaguerra. Ancora Poletti, classico, giro a 3 per il Forte dei Marmi, cerca di inserirsi il 12 Forte Marmino.
Dotato di un'ottima tecnica Poletti, il numero 12 della formazione rossoblù, che l'ha già dimostrato nelle precedenti partite. Sì, I giocatori dotati di maggior tecnica sono sicuramente Poletti, poi c'è Giovannelli, Bicicchi un'ottima punta, Tahiti un ottimo portiere, il cliente è scomodo, eccolo qui infatti, attenzione, il pallonetto di Poletti. sì, qua vicino al gol il Forte dei Assolutamente. Marmi con questa azione che di fatto è andato a toccare i 45 secondi di gioco, conclusione poi alta da parte dell'attaccante del Forte Marmino. Ora Poletti viene seguito da Costenaro, cerca di prendere Il blocco di velocità. Cacciaguerra a favorire l'azione di Poletti, se ne va in bello stile il numero 12 Forte Marmino, lo raddoppiano, lo triplicano, ma lui è sempre in possesso di palla, veramente grandissima tecnica individuale per il 12 versiliese. Sì, bellissimo giocato da parte di Poletti, che ha lasciato sul posto 3 difensori del Breganze, però poi non riesce a mettere la pallina dentro. Attacca ora il Breganze con Volpe, dietro porta l'87 seguito da Cacciaguerra. All'indietro per Cristian Costenaro, il filtrante controllato agevolmente da Tahiti. Allora ancora Poletti a impostare per i suoi, varca la metà pista in questo istante servendo Bicicchi. Cacciaguerra, predominio nel possesso palla della formazione rossoblù, ancora Bicicchi, ha iniziato bene Forte dei Marmi questo incontro. Sì, sta facendo del possesso palla la sua arma in questo momento. La formazione versiliese va fino ai 45 secondi. Ora la conclusione da fuori, che poi va a colpire Volpe e poi Costenaro in possesso. Sì, Breganze deve ancora entrare ufficialmente in partita, diciamo così. Un po' irretito da questo. Di solito è Breganze a fare la partita, invece questa volta si è trovato di fronte a un avversario duro. Sì, sicuramente Breganze farà un po' di fatica. Attenzione qui a spingere Cristian Costenaro, sfruttando la forza fisica che gli è proverbiale. Giovanni Tagliapietra, numero 8, all'indietro per Cristian Costenaro. Tommaso Volpe sulla sponda di destra del fronte d'attacco della formazione di Nesto Perea. Dietro la gabbia di Tahiti c'è Ettore Barbieri. Il taglio in diagonale di Giovanni Tagliapietra, la conclusione interessante di Ettore Barbieri, non trova la porta ma buono lo spunto del 31 rossonero. Sì, qua bella l'azione delle Breganze, il movimento della punta che ha creato lo spazio per il tiro, che poi appunto Tagliapietra, come abbiamo visto, non è riuscito a centrare lo specchio della porta marcato da Mattia Tahiti, anche se da dire Tahiti non l'ultimo dei portieri. Assolutamente. Possesso per Forte dei Marmi, Bicicchi dietro la gabbia difesa da Giulio Battistin, all'indietro per Cacciaguerra, gioca bene Forte dei Marmi, qui attenzione, grappolo davanti a Giulio Battistin e la rete di Forte dei Marmi con Giovannelli. Avevamo detto che il Forte dei Marmi aveva iniziato meglio questa partita, lo ha dimostrato portandosi in vantaggio 16-30 a Breganze, quindi che deve risalire la china. Per la prima volta Breganze si trova sotto, era stato sotto anche ieri contro Bassano per la verità. Sì, il Forte dei Marmi che è andato anche questa volta al limite dei 45 secondi, tiro da fuori, due giocatori davanti a Battistin. A fare grappolo, a non Esatto. consentirgli la visuale. E poi Qui subito il tentativo di replica con Tommaso Volpe, la parata di Tahiti a battagliare Cristian Costenaro, lo spunto del 99, la conclusione, la parata ancora di Tahiti. Adesso Breganze cerca di accelerare le operazioni, il tentativo di schiaccia di Giovanni Tagliapietra. Tommaso Volpe, Ettore Barbieri, ancora Tommaso Volpe, Cristian Costenaro, l'accelerazione di Cristian Costenaro a scambiare con Ettore Barbieri, all'indietro per Tommaso Volpe, il filtrante tentato da Tommaso Volpe, ancora Tommaso Volpe, perde palla per l'intervento di Giovannelli. Forte dei Marmi in vantaggio, ha iniziato meglio la formazione rossoblù. Sì, decisamente, abbiamo già detto più e più volte in questi 4 minuti e mezzo che la squadra versiliese sta facendo molto possesso palla, sta facendo la sua forza e il suo vanto,
appunto è riuscito anche a trovare il gol con Giovannelli. Con adesso Tagliapietra che va nella metacampo avversaria, l'appoggio per Barbieri, si gira, cerca di andare retroporta, marcato stretto da Poletti, bravo poi a servire Tagliapietra, lo scambio tra i due, Tahiti ci mette la stecca, poi non riesce ad allontanare Cacciaguerra in un primo momento e allora gestisce palla allargando per Poletto a cercare di imbastire una nuova offensiva per il Forte dei Marmi. Scadono però i 10 secondi della squadra allenata da Andrea Biagi. Lo spunto di Cristian Costenaro che entra in area, il signor Claudio Ferraro fa cenno di proseguire, non ravvisa irregolarità di sorta e allora Poletti dall'altra parte. Caparbia l'azione difensiva di Giovanni Tagliapietra, ma è sfortunato nel rimpallo Cacciaguerra in possesso, anzi Giovannelli. Errato il retropassaggio per Bicicchi e allora sarà possesso per Breganze. 14:34, quasi 6 minuti di gioco, Forte dei Marmi in vantaggio. C'era da pulire la pista, lo fa un giovanissimo atleta. L'area di rigore per la precisione. Sul punto di battuta Giovanni Tagliapietra e Ettore Barbieri alla sinistra dell'angolo basso del fronte d'attacco della formazione di Nestor Perea. All'indietro da Tommaso Volpe, l'accelerazione di Tommaso Volpe a sfidare Bicicchi. E dietro la gabbia di Tahiti il tentativo di alza e schiaccia è sfortunato, non trova la porta il capitano rossonero e allora sarà possesso per la formazione Forte Marmina con Bicicchi a scambiare con Giovannelli, l'autore del gol, che sin qui sta decidendo questa partita. Cacciaguerra, in bello stile, lo ferma però Cristian Costenaro, il più lesto è Tommaso Volpe, fortunato nel rimpallo, va a servire Ettore Barbieri, la conclusione di Ettore Barbieri, la parata di Tahiti. Sì, bella l'incursione qui. Giovanni Tagliapietra, un ottimo spunto, ancora la conclusione, ancora la parata di Tahiti e ancora Ettore Barbieri. Breganze sta alzando i ritmi, sta alzando il pressing, la conclusione di Ettore Barbieri fuori dallo specchio della porta, all'indietro da Cristian Costenaro, lo scambio rapido con Tommaso Volpe, vertice basso del rombo adesso per Breganze. Cristian Costenaro carica il tiro, la conclusione, la parata di Tahiti. Breganze che alza le cadenze e vuole provare a riportarsi in parità il più presto possibile. Lo spunto però di Poletti, bravissimo che se ne va, però lo ferma in primo momento Ettore Barbieri, poi ancora Giovannelli che tenta di beffare Battistini, non ci riesce, ripartenza veloce con Ettore Barbieri a scambiare con Cristian Costenaro. Dietro la porta di Tahiti cerca di girarsi Cristian Costenaro, all'indietro per Tommaso Volpe, buona la prova sin qui di Cristian Costenaro, il tiro che è stato controllato in un primo tempo da Tahiti e poi si è fermato dietro la porta. Il signor Ferraro ferma il gioco, ingaggio a 2, alle viste un doppio cambio per la formazione di Nestor Perea, si tratta di Antonio Tagliapietra e Tommaso Battaglin. Sì, il Braganza che cerca il tiro da fuori con la deviazione, però si fa fatica a passare un portiere come Tahiti. Vedremo se la formazione di Perea riuscirà a trovare il guizzo giusto per beffare il portiere versilese. Ora cerca di attaccare il Forte dei Marmi con questo scambio tra Bicicchi e Cacciaguerra. Per qua il 57 ritorna da Bicicchi e allora Poletti, pressato da Volpe, ancora Poletti in area di rigore, la alza ma non riesce a schiacciare e allora ripartenza Breganze guidata da Costenaro, si inserisce in mezzo a due, chiusura efficace da parte di Giovannelli, allora insiste Volpe, lascia Tagliapietra, pensa il tiro per un momento, allora va da Costenaro, scambio con Volpe, ancora il 99, si dispone a rombo adesso il Breganze con Tagliapietra, il blocco di Barbieri, lo segue fino in fondo alla pista Cacciaguerra che recupera pallina per il Forte dei Marmi, ora Bicicchi a guidare il contrattacco, Poletti si lascia sul posto Tagliapietra, ancora Poletti in area di rigore, retroporta Bicicchi, va vicino al 2-0 il Forte. Grandissimo spunto di Bicicchi, lo scarico per Bicicchi che ha seguito il rimorchio dall'altra parte,
un'ottima trottola di Giovanni Tagliapietra. Ettore Barbieri a fare a sportellate con i difensori del Forte Marmini, con la collaborazione di Giovanni Tagliapietra che è caparbio a sua volta. Si riparte con Bicicchi, non ha ravvisato irregolarità, attenzione Bicicchi, la conclusione, ci mette il guanto Giulio Battistin, salva la propria porta. Sì, il Forte dei Marmi Attenzione qui allo spunto di Tommaso Volpe. Forte dei Marmi che più volte è andato vicino al 2-0, per fortuna del Breganze c'è un ottimo Battistin tra i pali questa sera. Vedremo se però la formazione di Perea, attenzione, ecco i cambi infatti, esce Costenaro e entra Battaglin per dare ancora più offensività al gioco del Breganze. Più tecnica rispetto alla potenza assicurata da Cristian Costenaro, anche se qui Tommaso Battaglini ha un cattivo controllo di palla. Attenzione a Poletti, il rimbalzo mette tutti d'accordo per quanto riguarda il possesso. Ettore Barbieri che se ne va, lo scarico per Tommaso Battaglin. Dietro la gabbia di Tahiti c'è un ottimo spunto di Tommaso Volpe, punizione all'angolo alto alla sinistra del fronte d'attacco della formazione di Nesto Perea. Cambio, esce Giovanni Tagliapietra, entra Antonio Tagliapietra, 10:37, siamo ormai a metà della prima frazione di gioco. Forte dei Marmi in vantaggio, rete assolutamente meritata, perché Forte dei Marmi ha avuto anche ottime occasioni per andare sul doppio vantaggio qui. Per la verità la rete è stata anche un po' sfortunata, perché è stato un pallonetto che ha superato Giulio Battistin inavvertitamente. Però rete di Giovanelli, poi Breganze ha avuto le sue occasioni, ma le ha avute anche Forte dei Marmi per arrivare sul raddoppio. Ottima squadra Forte dei Marmi, si fa apprezzare soprattutto per la tecnica individuale di Poletti su tutti, ma anche per l'assetto difensivo. Un ottimo portiere, come giustamente hai sottolineato tu Gabriele. Per Breganze è sicuramente un avversario ostico. Sì, e soprattutto il Forte dei Marmi tiene molto palla, va verso lo scadere dei 45, quindi fatica anche il Breganze a recuperare e a cercare appunto l'offensività. Bravo invece dall'altra parte il Forte a gestire il possesso e aver anche trovato un gol seppur fortunoso importante per portarsi avanti in questa partita in cui appunto si poteva faticare a trovare il gol. E che è una partita importante a determinare chi vincerà il girone di fatto. Sono queste le due squadre che lo possono vincere. Breganze che è già a 9 punti di classifica, Forte dei Marmi ne ha 6, ma semplicemente perché ha giocato una partita in meno. Giovanelli, lo spunto di Giovanelli. A servire Bicicchi, la conclusione, ancora una parata di Giulio Battistin. Recupera palla per i suoi Antonio Tagliapietra che se ne va. Lo contrasta Giovanelli. A caccia della sfera Antonio Tagliapietra, gagliarda la sua prova nella circostanza, fa suo la pallina, la consegna a Battaglin, da questi a Volpe, vertice basso del rombo offensivo di Breganze, Tommaso Volpe. La conclusione, il tentativo di deviazione di Barbieri, il signor Ferraro ferma il gioco, un problema forse per il portiere. Time out intanto l'ha chiamato Andrea Biagi. Primo cambio nella formazione ospite, entra Giorgi con il numero 26, esce Bicicchi con il numero 18. Breganze ha già fatto ricorso alla panchina inserendo Battaglin e Antonio Tagliapietra che hanno dato il cambio a Giovanni Tagliapietra e a Cristian Costenaro. 9:45 al termine della prima frazione di gioco. Sì, il Breganze che adesso sta premendo un po' di più per cercare di trovare il pareggio, mentre il Forte dei Marmi è sempre ben chiuso nella sua metacampo e di conseguenza il Breganze fa fatica a trovare gli spazi giusti. Bravo però la formazione di Andrea Biagi a mantenere possesso fino allo scadere dei 45 e andare alla conclusione solo se ce n'è la possibilità ghiotta. Giusta la tua disamina Gabriele, adesso vedremo come si svilupperà questa seconda parte di prima frazione della settima partita del programma odierno, che è la seconda giornata delle finali Under 19, edizione 2023, Valtagno, 8 giugno, 11 giugno 2023. Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin,
all'indietro ancora per Capitan Volpe, lo scarico per Antonio Tagliapietra. Volpe, Tagliapietra a scambiare, sempre rombo per Breganze, rombo offensivo. L'accelerazione di Antonio Tagliapietra che va fino in fondo, cade, ma non ci sono assolutamente irregolarità. Cacciaguerra a proporre una nuova trama offensiva per i giocatori rossoblù. Poletti, Giorgi, ne è entrato, passaggio impreciso, Tommaso Volpe se ne va, potenziale 4 contro 3, Tommaso Battaglin, il tentativo di scarico per Ettore Barbieri, attenzione qui che c'è un possibile contropiede per Forte dei Marmi, mette tutti d'accordo per un attimo Tommaso Volpe, poi il rimbalzo porta sull'angolo basso Giorgi e il fallo di squadra di Tommaso Volpe che professa la sua innocenza. Il signor Ferraro è irremovibile. Sì, si è arrabbiato molto qui l'allenatore del Forte dei Marmi nell'occasione in cui appunto la sua squadra ha perso pallina, uno dei giocatori è andato da solo a fare pressing, ha giovato il Braganza per un 4 contro 3, persa pallina, si è trasformato in un contropiede molto pericoloso per il Forte dei Marmi che ora va alla conclusione con Giovannelli, l'autore del gol. È sicuramente insidiosa la formazione rossoblù. Qui c'è un errato retropassaggio. Poletti si esibisce in un dribbling ma poco efficace. Intanto va a rifiatare Tommaso Volpe, rientra in pista Giovanni Tagliapietra per Breganze, Ettore Barbieri. Il blocco di Giovanni Tagliapietra a favorire l'azione del 31 rossonero, l'accelerazione di Tommaso Battaglin che va a sfidare Giorgi ma viene battuto in situazione di 1 contro 1 difensivo. Cacciaguerra a servire ancora Giorgi, se ne va Giorgi, il mancino 26 Versigliese, tentativo forse di chiamare Dagliavai. Attenzione qui Poletti davanti a Giulio Battistini, gioca bene il Forte dei Marmi ma siamo dall'altra parte con Tommaso Battaglin a scambiare con Ettore Barbieri. Buona l'iniziativa del 31 rossonero, tiro di prima intenzione, la parata di... Attenzione qui una grandissima giocata di Giovanni Tagliapietra che non riesce dell'ultimo controllo, ancora Giovanni Tagliapietra, alza e schiaccia, molto bella questa giocata del numero 8 rossonero, sfortunato nella circostanza Poletti intanto dall'altra parte. Sì, bellissimo gesto tecnico da parte di Tagliapietra, altrettanto quello di Tahiti nel rispondere a questo tiro da parte appunto di Tagliapietra. Vicino all'1-1 il Breganze che ora... Ettore Barbieri in cattivo controllo, però è caparbile l'azione di Antonio Tagliapietra che per un attimo stava tornando in possesso. Giorgi. Poco meno di 7 minuti al termine della prima frazione di gioco, Forte dei Marmi avanti nel punteggio. Breganze in possesso palla con Tagliapietra, può puntare Giovannelli, la conclusione di Tagliapietra larga, insiste il Breganze con Barbieri, va a lottare sulla sponda, perde pallina il 31 breganzese, Giorgi fa altrettanto e allora nuovo possesso per Battaglin, cerca di puntare Giorgi, il blocco di Barbieri, lo sfrutta per un attimo il 28 del Breganze che poi si rifugia da Tagliapietra, scambio tra i due fratelli. Vertice basso del rombo adesso è Giovanni Tagliapietra, Antonio Tagliapietra a combinare con Ettore Barbieri, perde sfera però riparte velocemente il Forte con Giovannelli, il numero 78, l'autore del gol che sin qui sta orientando il match in favore della formazione versigliese. Giovanni Tagliapietra recupera sfera per i suoi, tenta un dribbling con il pattino secondo il signor Ferraro e allora riparte Breganze rapidamente con Ettore Barbieri. Bravo Ettore Barbieri, non trova la porta, attenzione qui però un ottimo recupero con Battaglin, la palla che danza pericolosamente ma non supera Tahiti. A un passo dal pareggio Breganze, 5:40 al termine della prima frazione di gioco. Sì, l'occasione più ghiotta del Braganza arriva a 5:40 al termine con Battaglin che non è freddo nel battere Tahiti, ha preferito
controllare palla invece di andare a concludere la rete. Ora Giovannelli perde anche lui palla, attenzione a questo contropiede del Breganze, sbaglia la misura del passaggio Sì, Barbieri e peccato. allora Era Poletti un'ottima possibilità. la fa invece sua. Era un'ottima possibilità e non è stata adeguatamente sfruttata dagli uomini di Néstor Perea. Ettore Barbieri e Giovanni Tagliapietra recuperano sfera, Breganze sta spingendo, ma qui perde sfera ed è un grave errore, infatti viene punita da Forte dei Marmi che va sul 2-0. Sì, contropiede perfetto da manuale del Forte dei Marmi, non hanno sbagliato nulla, invece ha sbagliato e tanto Tagliapietra nel voler scartare l'uomo da ultimo uomo con un alto schiaccio con tunnel. Assolutamente. Lo rivediamo qui. Un errore sanguinoso che è costato caro. Giovannelli porta su 2-0 i suoi. Breganze adesso deve lavorare duro per rientrare in partita. La conclusione di Giovanni Tagliapietra, ci vuole altro per creare problemi a un portiere come Tahiti. Ancora cacciaguerra, la conclusione ancora ribattuta qui la palla, forse ha colpito la testa di Tommaso Battaglin. Doppio cambio, esce Antonio Tagliapietra, esce Ettore Barbieri, rimane in pista Giovanni Tagliapietra, gli dà fiducia Néstor Perea. L'accelerazione di Tommaso Battaglin fino in fondo, però ci vuole un grande Tahiti per bloccarlo. È stato un cost to cost apprezzabilissimo quello di Tommaso Battaglin. Sì, bravo qui a inserirsi in mezzo alla difesa versigliese, però appunto c'è un Tahiti molto attento per il Forte dei Marmi che ora attacca dall'altra parte con Poletti, non c'è nessuno compagno in mezzo, allora costretto a tornare indietro dal cacciaguerra, si fa vedere Bicicchi, l'appoggio alto verso Poletti. Attenzione, il fallo da parte di cacciaguerra. Fallo di squadra. Chiedeva anche qualcosa in più il pubblico del Breganze, voleva il cartellino blu, non è dello stesso viso il direttore di gara. 4-21 al termine, Forte dei Marmi sul doppio vantaggio, doppietta di Giovannelli. Bella partita, Forte dei Marmi l'ha iniziata meglio e la sta conducendo con merito. Breganze ha avuto comunque le sue opportunità e in partita deve probabilmente sbloccarsi. Ma non sarà facile al cospetto di una formazione molto impegnativa quale si sta rivelando, quella del Forte dei Marmi, detentrice della Coppa Italia 2022. Breganze invece è medaglia d'argento al campionato nazionale. Conquistato in quel di Scandiano lo scorso anno. Tommaso Volpe. Tommaso Battaglin a colpo sicuro, ma Tahiti mette giù il gambale e nega la soddisfazione della rete al 28 rossonero. Sì, bravo ancora una volta Battaglin a inserirsi, Tahiti rimanendo in posizione, non ha dovuto fare grandi spostamenti, è riuscito a parare questo tiro da parte di Battaglin, che ora vuole andare in pressing sul portatore di palla, ancora Battaglin, bravo Bicicchi, se ne va. Spazio Bicicchi in area di rigore, non c'è contato secondo l'arbitro, ancora Bicicchi, grande giocata Bicicchi, ha fatto fuori tutta la difesa del Breganze. Sì. Avevamo sottolineato la capacità tecnica dei giocatori di Forte Marmini, mi ha dato un grande saggio nella circostanza. Qui però c'è un ottimo recupero da parte di Cristian Costenaro che va a servire Tommaso Volpe. Ancora Tommaso Volpe in possesso, si va da Cristian Costenaro, la conclusione alla figura di Tahiti che ci mette la pettorina e sventa la minaccia. 3 minuti al termine, perde palla sanguinosa Tommaso Volpe, vediamo Giovannelli a servire il cacciaguerra, fa quello che vuole Forte dei Marmi. Sì, ha un possesso palla straordinario, la formazione di Biagi fa molta fatica il Breganze, attenzione a questa accompagnata che però non impensierisce più di tanto Battistini. Ora c'è il fallo di squadra commesso ai danni di Giovanni Tagliapietra, insistita l'azione di Tommaso Volpe, all'indietro per Cristian Costenaro. Allora Cristian Costenaro, il tiro, la parata ancora di Tahiti, ancora Cristian Costenaro,
E c'è un tentativo di alza e schiaccia, Giovanni Tagliapietra. Tenta ancora l'alza e schiaccia Giovanni Tagliapietra, non è fortunato nella conclusione. Sì, una piccadigna, una più bella dell'altra, soprattutto quella di Costenaro. Attenzione Attenzione, però, Forte dei Marmi dall'altra parte con mamma Poletti. mia che grande giocata anche quella di Poletti, però c'è l'accelerazione adesso di Cristian Costenaro, se ne va Cristian Costenaro. Vediamo. Fallo. Sarà possesso vediamo la decisione del direttore di gara che va a sincerarsi innanzitutto delle condizioni di Giovannelli. Va a scusarsi con lui Cristian Costenaro. Fair play tra i due. Possesso per Forte dei Marmi che è avanti per 2-0 a 2 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Nestor Perea a stimolare i suoi. Cacciaguerra, il dai e vai non si chiude per l'opposizione della difesa berganzese, riparte velocemente Tommaso Volpe, va a sfidare in 1 contro 1 Cacciaguerra che lo ferma, Poletti in possesso, è dotato, abbiamo visto, di un'ottima tecnica, Bicicchi, la rete del 3-0 e questa è una rete sanguinosa. Sì, per Breganze. È una rete molto pesante ai danni del Breganze, anche questa abbastanza fortunosa da parte di Bicicchi che è riuscito a trovare il pertugio giusto e poi per infilare Battistini. Possiamo rivedere grazie alla regia l'inserimento perfetto e poi Bicicchi praticamente senza guardare riesce a infilare Battistin ed è 3-0 per il Forte dei Marmi a 1:40 al termine del primo tempo. Sì, adesso Breganze ha qualcosa che assomiglia a una montagna da scalare, perché 3 reti a questo Forte dei Marmi con un potere attento come Tahiti sanno di impresa. Breganze può fare questa impresa però, perché ha le qualità, ha i giocatori in grado di poter risalire la china. Non sarà assolutamente facile, Forte dei Marmi ha meritato il vantaggio che si è saputo costruire, anche se Breganze ha avuto le sue occasioni e deve provare a tornare in partita magari prima della fine di questo primo tempo. Sarebbe importante dal punto di vista psicologico una rete. Forte dei Marmi dall'altra parte è assolutamente in fiducia, 2 reti per Giovanelli, rete per Bicicchi. Forte dei Marmi ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche e tattiche, le ha messe in mostra. Breganze un po' meno. Intanto c'è la conclusione di Tommaso Volpe, va a rimbalzo Giovanni Tagliapietra, perde sfera, la recupera Giovannelli. Breganze con Costenaro, Volpe, Giovanni Tagliapietra e Ettore Barbieri, tra i pali Giulio Battistin. Forte dei Marmi con il quintetto che ha iniziato la partita, vale a dire Tahiti, Giovannelli, Poletti, Cacciaguerra e Bicicchi. L'accelerazione e lo spunto di Poletti a trovare Cacciaguerra, Giovannelli. Sì, si trovano a meraviglia i giocatori del Sì. E poi sono agevolati Forte dal dei fatto Marmi. che sono in vantaggio e quindi sono assolutamente in fiducia. Attenzione qui Cacciaguerra, la conclusione, fa buona guardia Giulio Battistin, dall'altra parte Tommaso Volpe che non ci sta, all'indietro per Giovanni Tagliapietra, il filtrante Ettore Barbieri a contendere il possesso al portiere avversario che ha la meglio ancora una volta. Bicicchi a tentare il secondo palo, la possibile accelerazione di Tommaso Volpe che c'è, Ettore Barbieri e la rete di Ettore Barbieri è importante per Breganze accorciare le distanze prima della fine del primo tempo. Sul primo palo questa volta inesorabile Ettore Barbieri ha colpito Tahiti, Breganze la riapre. Sì, Ci vorrà però un grande secondo tempo per tornare per venire a capo di questa partita. un gol che dà fiducia alla squadra di Nestor Perea, lo rivediamo qui, un buon contropiede, un 3 contro 2 e poi Barbieri gancio contro gancio infila Tahiti sul primo palo e va vicino al 4-1 il Forte dei Marmi. Ora Costenaro vuole gestire il possesso per questi ultimi 6 secondi che rimangono, ancora Costenaro può tirare, lo prova dalla distanza, la deviazione da parte di Tagliapietra. Giovanni Tagliapietra a terra. Finisce qui, primo tempo, Forte dei Marmi avanti 3-1 sul Breganze. Possiamo dire che la formazione versiliese
con il possesso palla sta facendo ammattire la formazione di Nestor Perea. Assolutamente meritato il vantaggio dei rossoblù versiliesi. A rete 2 volte con Giovanelli, a rete con Bicicchi per Braganza, il gol che può riaprire i giochi di Ettore Barbieri a 23 secondi dal primo stop. A più tardi per la ripresa. Siamo qui con Mirko De Gerone che ringraziamo per la disponibilità. Ciao Mirko. Grazie a voi, ciao ciao. Sei qui a vedere un interessante Forte dei Marmi, Under 19. Sì, sta facendo una buona partita, il primo tempo sinceramente lo vede in vantaggio 3-1, secondo me anche meritatamente, ma questi ragazzi sono bravi, li vediamo settimanalmente anche al Forte, 2-3 ogni tanto ci vengono a dare una mano con la 1, quindi sono soddisfatto e contento, bravi, per il momento bravi. Un'ottima tecnica individuale. Sì, 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 sono anche tecnicamente buoni direi, e devono migliorare magari sull'aspetto fisico soprattutto, ma abbiamo già in programma di lavorarci anche con questi ragazzi. Vedendo la stagione che si è conclusa, comunque a casa tua si registra un successo, uno scudetto, l'ha conquistato tuo figlio però, Leonardo De Gerone, campione d'Italia Under 15 con il Roller Bassano. Sì, sì, evidentemente è il più bravo del papà e quindi... O il figlio d'arte. O giusto così, no, sono felice per lui perché ci dedica molto tempo, molta passione, molta professionalità, nonostante sia naturalmente il suo primario impegno, però Leonardo è stato bravo anche con l'Under 15, con l'Under 17, quindi colgo l'occasione di fargli i miei complimenti e sono un papà orgoglioso di lui. Complimenti ai quali ci associamo. La tua stagione a Forte dei Marmi? La mia stagione, direi la stagione del Forte di Marmi tutto sommato è buona perché naturalmente la Coppa Italia è partita e si è conclusa malino, la Champions ci ha visto lì a un pelo dalla qualificazione dalla Final 8, qualificazione che un po' l'abbiamo sprecata probabilmente noi, ma soprattutto un po' quella specie di partita strana tra Barcellona e Valongo che è finita con la vittoria del Valongo che ci ha tagliato fuori, quindi anche lì non possiamo proprio recriminare più di tanto. Mentre il campionato, tutto sommato, voglio dire, siamo finiti dietro al Trissino, che era sicuramente la squadra favorita, la squadra che giustamente poi alla fine si è aggiudicata lo scudetto perché ha dominato la regular season con 15 punti, se non sbaglio, più o meno di vantaggio dagli altri, quindi noi abbiamo avuto una nottata un po' amara, finita l'ultima partita sicuramente, però poi ci siamo ritrovati tutti assieme con la società e con i ragazzi ieri sera e eravamo tutti d'accordo che abbiamo fatto un playoff con orgoglio, con cuore
anche giocato bene bene, abbiamo contribuito a rendere spettacolare questa parte finale del campionato, perché secondo me sono state partite tutto sommato anche spettacolari, e quindi siamo comunque contenti, abbiamo chiuso positivamente un'annata che era tutt'altro che positiva, insomma, ecco. No, i complimenti per la qualità del gioco espresso da voi dal Trissino nei playoff di finale, uno spot per l'hockey, ci stanno assolutamente. In chiusura, un tuo giudizio su queste finali di Valdagna e sulla nuova formula, i 2 gironi da 5. No, per me la formula è valida, mi piace sinceramente come tipologia di formula, quindi sono positivo in questo senso qui. Ho visto qualche partita l'ho seguita anche in TV, grazie a voi, e devo dire che ci sono dei giocatori interessanti, c'è una qualità buona del gioco, e quindi voglio dire, speriamo di prendere un po', diciamo così, la strada giusta, perché anche a livello nazionale, giovanili e senior, abbiamo bisogno di ricambi veloci e di una tipologia di gioco che sia vicina alle nazioni di riferimento. Ecco. E su questa formula ti piace? Sì, 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 a me sinceramente, per quello che posso vedere, mi piace, no? A me non dispiace questa formula assolutamente. Benissimo, grazie per il tuo contributo, a Grazie a presto voi, e buon divertimento. grazie mille. Ciao, buona Grazie. estate.
a trovare la porta, e poi Battaglin con una giocata individuale tecnica è andata alla conclusione pericolosa. Bravo Tahiti a rispondere. Ora Barbieri si Ottimo prende lo spunto spazio dietro Barbieri, gancio e controgancio sul primo palo. Qui a chiedere l'intervento dell'arbitro non vengono rilevate irregolarità dal signor Ferraro, e allora si gioca Giovannelli sulla doppietta che aveva portato sul 2-0 Forte dei Marmi, poi il terzo gol di Bicicchi, ma Braganza è stato bravo a risalire la corrente con la doppietta di Barbieri e il missile terra-aria di Costenaro. Giovannelli, bravo Giovannelli, però lo fermano i giocatori di Nestor Perea, se ne va Cristian Costenaro, l'accompagnata, Ettore Barbieri più lesto a andare sulla respinta del portiere. Lo scarico all'indietro per Giovanni Tagliapietra, time out chiamato da Nestor Perea. Battaglin, la finta è contrastato da Poletti, si libera della sfera con un passaggio che serve Ettore Barbieri, da questi a Cristian Costenaro, se ne va Cristian Costenaro, la conclusione è ribattuta dai pattini di Cacciaguerra. Ci sembra sulle corde il Forte dei Marmi, ma Braganza non è riuscito a capitalizzare il volume di gioco che ha messo in atto in questo secondo tempo. Attenzione ancora a Giovanni Tagliapietra a cercare Tommaso Battaglin, azione insistita del 28 rossonero. Braganza in inedita maglia che ricorda quella della Cremonese calcio. Ettore Barbieri la schiaccia. Sì, di fatto il Braganza che sta facendo la stessa partita che ha fatto il Forte dei Marmi nel primo tempo, mentre appunto il Forte un po' più attendista fa fatica a recuperare palla. Per la conclusione di Tagliapietra respinge Tahiti, Giorgi a riconquistare dall'altra parte del campo, su di lui c'è Battaglin, anche il raddoppio da parte di Tagliapietra. Ora Poletti fa fatica a trovare spazio, Cacciaguerra, cambio nella formazione di Biaggi, entra in campo il numero 4 del Medico. Poletti. Già a segno del Medico in questo. La conclusione, pallina che rimane lì. Ottima la riconquista palla di Giovanni Tagliapietra, ne approfitta Cristian Costenaro che non riesce a trovare l'ultimo controllo per andare a sfidare definitivamente Tahiti. E allora ancora Forte dei Marmi in possesso con Giorgi, giro 3, Cacciaguerra. Eccolo Del Medico. Cattivo controllo per Del Medico. Riesce a trovare poi dall'altra parte Cacciaguerra. Retroporta seguito da Costenaro, ancora Cacciaguerra. Fatica a trovare lo spazio per il passaggio, poi lo trova verso Poletti. Del Medico stringe il campo Giorgi, allora Cacciaguerra, Giorgi si inserisce, lo ignora al 57, allora si ritorna da Poletti, si punta per la zona centrale, ancora Poletti, la marcatura stretta da parte di Battaglin fa recuperare palla al Braganze, e ora proprio sulla stecca di Battaglin. Cambio ancora per la formazione di Perea, è entrato Volpe, eccolo in possesso palla al posto di Tagliapietra, ancora l'87, cerca in mezzo Tagliapietra, pallina che rimane buona, ancora il 12 del Braganza che poi non riesce a ribadire in rete Del Medico, lotta sulla sponda, ancora Tagliapietra alla sponda per Barbieri, Tagliapietra non colpisce bene la palla. Time out, l'ha chiamato Nestor Perea, 8 minuti e 14 di un secondo tempo giocato in apnea dal Braganza, che sotto 3-1 all'intervallo è riuscito in un amen ad arrivare su 3 pari e ha sfiorato ripetutamente il gol del vantaggio. Forte dei Marmi sulle corde, ma resiste, si è affidato al suo portiere e comunque sta cercando di congelare il possesso palla ogni volta che i rossoblù hanno la pallina sulle loro stecche, e comunque hanno dimostrato di essere capaci di pungere anche in contropiede, così come hanno fatto nella prima frazione di gioco. Diciamo sicuramente un tempo ciascuno, Forte dei Marmi a dominare il primo, Braganza sin qui a dominare la ripresa. Sì, esatto, dopo il primo tempo, nonostante il Braganza abbia segnato a pochi secondi dalla fine del gol del 3-1, sembrava un Forte dei Marmi completamente in possesso della partita. Usciti dagli spogliatoi, le carte completamente cambiate, il Braganza che fa la partita del Forte quella del Braganza praticamente, e ora un risultato che sicuramente Biaggi non si aspettava a questo punto della partita, mentre Nestor Perea può essere sicuramente soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi. Beh, se lo conosco, Gabriele invece non sarà per niente soddisfatto e avrà soprattutto ricercato
richiamati i suoi a un concetto che ribadisce sempre: intensità, intensità. Possesso allora per il Forte dei Marmi, che rimette in gioco la pallina con Poletti per un po' di spazio. È entrato anche Bicicchi al posto di Giorgi. Bicicchi, autore del terzo gol. Antonio Tagliapietra in possesso, varca la metà campo in questo istante, se ne va Antonio Tagliapietra fino in fondo. Ha tentato di servire Ettore Barbieri, non ci è riuscito. Poletti, attenzione, ha tentato lo scarico per Brando del medico. Barbieri all'indietro per Capitan Tommaso Volpe, vediamo se proverà la conclusione. Così è la parata, però, e poi è ancora la parata di Tahiti sul tentativo di Antonio Tagliapietra. Attenzione qui, l'accelerazione di Bicicchi, che è un cattivo cliente e l'ha dimostrato anche in questa circostanza, però gli soffia la sfera Antonio Tagliapietra, se ne va Antonio Tagliapietra a servire Ettore Barbieri. Ettore Barbieri dietro la gabbia di Tahiti. Vediamo, si libera dell'avversario, la conclusione fa buona guardia Tahiti, non lo sorprendi così. E c'è invece Cacciaguerra, la conclusione fuori dallo specchio della porta. Il più lesto è Tommaso Volpe, lo scarico, il tentativo di servire Battaglin, contropiede veloce di Breganze. Ancora Ettore Barbieri, la palla vagante, la fa sua Antonio Tagliapietra. Intensità dei giocatori di Nestor Perea, là tentativo e ancora di Battaglin, non cede Forte dei Marmi, si aggrappa il proprio portiere, rimane in partita. 6-20. Sì, qua nel contropiede precedente del Braganza un errore da parte di Poletti, che ha sbagliato la scelta di tempo per andare a caccia della pallina, ha saltato secco il 12 Versiliese e ha allargato spazio appunto al contropiede del Braganza, che poi non è riuscito a sfruttare. Insiste però la squadra di Nestor Perea con Barbieri dietro porta, Tagliapietra, ora si inserisce il 31, gli fa spazio Tagliapietra cerca la schiaccia, marcato da Cacciaguerra, allora torna indietro da Battaglini che ha un po' di spazio il 28, cambia fascia, va da Volpe che punta, ma ritorna sull'out, ancora Volpe dietro porta seguito da Del Medico, grande giocata, Volpe! Girata, mamma mia che peccato, ha fatto una giocata sopra fine, recupera la sfera, la parata di Tahiti, questa è una parata che vale veramente tanto. Sì, Bravissimo Tahiti ha portiere. tenuto in campo il Forte dei Marmi. Veramente il portiere Forte Marmino. Complimenti vivissimi al portiere della squadra di Forte dei Marmi. Sì, di fatto adesso timeout chiamato da Biagi, ma è come se lo avesse chiamato Tahiti, è lui che ha fatto segno alla panchina di chiamare questo timeout. Lo rivediamo, la grande parata. Sì, questa è una parata che vale tantissimo, come in altre circostanze l'abbiamo visto volare letteralmente. Un grande estremo difensore, ma ce ne sono tanti in questa rassegna nazionale. 5-26, ci stiamo divertendo, Gabriele, è un'ottima partita. Sì, con un Forte dei Marmi che pian pianino sta venendo fuori, l'abbiamo visto anche se adesso ha subito questo contropiede da parte delle Braganze. C'è un super Tahiti tra i pali che sta mantenendo vivo appunto la formazione allenata da Biagi, mentre un Braganze che sta premendo veramente molto. Sì, completamente ribaltati gli equilibri rispetto al primo tempo, e Braganze che sta mostrando che può dire la sua in questi campionati, assolutamente. Comunque va da questa partita, perché di fatto saranno queste due le squadre a primeggiare nel girone. Si tratterà di capire chi arriverà prima tra le due. Si riparte, Ettore Barbieri in possesso. Tommaso Battaglin, l'accelerazione di Tommaso Battaglin, cerca di andare fino in fondo, finisce il campo per lui. E allora perde palla, peccato. Poletti. Il raddoppio degli uomini di Nestor Perea, ancora Battaglin che perde sfera, però deve stare attento, troppa confusione forse, è stato troppo precipitoso nella circostanza Tommaso Battaglin.
Ancora Forte dei Marmi con Giovannelli. I ganci contro ganci di Giovannelli a tenere sfera. Poletti, girano a 3 adesso gli uomini di Biagi. Bicicchi, se ne va Bicicchi. Ci vuole una grande parata di Giulio Battistin. Questa è stata un'ottima opportunità per il Forte dei Marmi, Gabriele. Sì, bravissimo Bicicchi nella serie di finte a trovarsi davanti a Battistina, altrettanto bravo il portiere del Breganze a uscire verso l'attaccante a far su la pallina senza commettere fallo da rigore. Escono Battaglin e Antonio Tagliapietra, entrano Giovanni Tagliapietra e Cristian Costanaro per questo finale, 4:39. Bisogna asciugare la pista e poi sarà ancora Forte Breganze, Forte dei Marmi contro Breganze. Una partita che si è fatta assolutamente apprezzare per l'intensità dimostrata dalle formazioni in pista, soprattutto nel secondo tempo Breganze. Ottima l'organizzazione di gioco e la qualità tecnica denotata dagli uomini di Andrea Biagi, cioè il Forte dei Marmi, nella prima frazione di gioco conclusa dal Forte dei Marmi in vantaggio per 3-1. Breganze poi ha saputo impattare. Una delle reti, e attenzione qui, Ettore Barbieri non aveva visto sul secondo palo Giovanni Tagliapietra. Peccato per la formazione di Nesto Perea. Ettore Barbieri si incolla a Giovannelli che se ne va in bello stile, bravo Giovannelli. E bravo anche Ettore Barbieri in ripiegamento difensivo ad allontanare la minaccia. Siamo dall'altra parte con Giovanni Tagliapietra, all'indietro per Ettore Barbieri, lo scarico per Capitan Tommaso Volpe. Il filtrante Cristian Costanaro davanti a Tahiti. La deviazione. Bicicchi 1 contro 1 con Tommaso Volpe. Si ferma Bicicchi a metà pista, cerca e trova Del Medico. Poletti, Giovannelli. Ancora Giovannelli. Cristian Costanaro recupera sfera per i suoi. Serve Ettore Barbieri, se ne va Ettore Barbieri. Supera la metà campo in questo istante. Lo scarico per Giovanni Tagliapietra, il tentativo di dribbling, la palla poi arriva sul bastone di Ettore Barbieri. Vediamo Giovanni Tagliapietra che cerca di girarsi, qui c'è un controllo con il pattino, non interviene il signor Ferraro, si riparte per la formazione rossoblù. Sì, le Breganze che cerca di entrare nell'area di rigore di Tahiti con la tecnica individuale, quello che è mancato soprattutto nel primo tempo. Ora il tiro da fuori da parte, il tiro ancora Bicicchi, Battistin attento, riesce a parare anzi mantenendo la posizione, sfiora il 4-3 il Forte dei Marmi. Sì. Ancora una lotta fisica totale tra Bicicchi e Costenaro, ad averla peggio è il 99 delle Breganze. Intanto viene chiamato anche il time out da parte di Biagi a 2:56 al termine, 3-3 il punteggio, 4-1 invece i falli, 4 per il Forte, 1 per i Breganze. Sì, ha subito fallo lungo la sponda Cristian Costanaro. I supporter breganzesi speravano in qualcosa di più, in un semplice fallo di squadra. A proposito del conteggio falli, a dimostrazione di una partita sostanzialmente corretta, ne ha commessi 4 il Forte dei Marmi, ne ha commesso 1 in Breganza, il punteggio incollato sul 3-3. Sì, 2:56 comunque al termine, sono davvero tanti nel mondo dell'hockey, soprattutto in una partita così tirata, così accesa. Vedremo chi avrà la meglio. Ricordiamo che se due squadre dovessero arrivare a pari punti nel girone c'è un ulteriore spareggio. Sì, perché non si potrebbe applicare la regola del confronto diretto dal momento che sono in parità e quindi un tempo di 15 minuti, ma prima bisogna che Forte dei Marmi termini le sue fatiche a un'altra partita domani mattina. Così terminando Breganze finirebbe a 10 punti, Forte dei Marmi ne ha 7 e deve giocare domani. È assolutamente importante arrivare primi nel girone, ma queste due squadre hanno dimostrato di meritare entrambe questo piazzamento. Breganze ha fatto comunque un ottimo secondo tempo. Qui Ettore Barbieri non ravvisa irregolarità il signor Ferraro. Giovanni Tagliapietra ha tentato di servire Ettore Barbieri, avrebbe fatto bene a dare la palla all'indietro.
è questo forse che gli sta cercando di dire Nestro Perea. Intanto comunque sulla palla vagante il primo ad arrivare è Ettore Barbieri, che scambia con Cristian Costenaro, che prova a dare vita alle sue proverbiali sgroppate. Eccolo è Cristian Costenaro, gli è mancato solo l'ultimo guizzo nell'alza schiaccia, peccato. Sì, bellissima, attenzione, Attenzione, Barbieri! mamma mia, ti ha dato l'illusione della rete, peccato. Insiste il Breganze Esterno della rete per Ettore Barbieri. con Volpe, Costenaro, lotta fisica nell'area di rigore tra Giovannelli e Tagliapietra. Ancora Costenaro, lascia palla a Barbieri, Barbieri rientra, viene sporcato sul tiro dalla stecca di Giovannelli, insiste il 31 del Breganze sulla sponda, lascia palla a Costenaro. Ancora Cristian Costenaro di fisico, vuole passare, la alza, forse è troppo, è sì, così infatti. Palla alta. Possesso per Forte dei Marmi a 1,33 al termine. Bella partita comunque, Gabriele. Sì, una partita intensa, soprattutto in questo secondo tempo dove il Forte dei Marmi ha cominciato peggio, poi pian pianino è riuscito a ritrovare la sua forma contro un Breganze che nella seconda ripresa è tutt'altro Breganze, visto che ora recupera qui, palla con Volpe. Vediamo se riesce a trovare la conclusione, la trova, ma trova anche il guantone di Tahiti, bravissimo. E attenzione ancora, Giovanni Tagliapietra non trova il guizzo. E qui ci prova Cristian Costenaro, peccato. Mamma mia che missili. Siamo dall'altra parte però con Poletti, che è un pessimo cliente. Lo va a sfidare Cristian Costenaro. Il passaggio impreciso. Attenzione, c'è Bicicchi. Con questa palla se ne va Cristian Costenaro, vediamo. Ettore Barbieri, peccato, a rimorchio, 45 secondi. Le squadre vogliono superarsi, Bicicchi, Giovanni Tagliapietra, finale intensissimo. Giovanni Tagliapietra se ne va all'indietro per Cristian Costenaro. I supporter bregazzini si fanno sentire, hanno apprezzato sicuramente l'impegno e attenzione Cristian Costenaro e peccato, 22 secondi. Sarà Ultimo possesso. sì, sarà probabilmente Forte dei Marmi. Vediamo se scelgono di tener palla gli uomini di Biagi. Ettore Barbieri. Cristian Costenaro a conquistare palla. Peccato. Giovannelli qui. Mi sa che finisce qua. Su questo intercetto, attenzione Tagliapietra, l'ultima possibilità. No. Niente da fare, non ha voluto Finisce tirare. 3-3. Potrebbe essere un arrivederci tra Esatto. queste due squadre. Vedremo domani mattina l'ultimo impegno del Forte dei Marmi. Per adesso dobbiamo apprezzare la qualità del gioco offerto da entrambe le formazioni. Primo tempo a favore del Forte dei Marmi e non solo per il punteggio. Secondo tempo devastante di Breganze, che ha trovato solo il pareggio e ha prodotto tanto per fare segnare il gol del 4-3. Tahiti e un po' di imprecisione gli hanno negato la gioia del successo rotondo. Sì, possiamo dire che abbiamo visto due partite in una. Nel primo tempo una Forte dei Marmi tutto all'attacco, nel secondo tempo invece tutto in difesa e il Breganze bravo ad approfittare delle due occasioni, anche se ne ha create molte di più. E finisce in un 3-3 che mi pare anche il risultato giusto alla fine dei conti. Sì, ci sta come disamina, è giusto il 3-3, quindi può essere che Breganze e Forte dei Marmi si debbano rivedere per determinare chi vincerà questo girone e avrà il diritto di accedere direttamente alla semifinale di questi importanti campionati nazionali di hockey pista Under 19 edizione 2023. Grazie Gabriele, a te la staffetta per proseguire il programma di serata con i telespettatori del canale YouTube della piattaforma digitale Hockey Pista FIS TV. Per quanto riguarda il sottoscritto Fausto Pozzan, ci sentiamo domani. Grazie a Flavio Zattera, grazie a Roberto Bauce per le pregevoli riprese, buon divertimento e buona prosecuzione a tutti.